Sarà una giornata non facile quella di domani in tutta la provincia per chi si dovrà spostare con i mezzi pubblici in città. È stato confermato lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal Sindacato Generale di Base. Anche nel settore dei trasporti i lavoratori incroceranno le braccia e ci potrebbe essere paralisi nei trasporti o comunque forti problemi e disagi per gli utenti. A CTV, l'azienda veneziana di trasporto pubblico locale, spiega quali saranno i collegamenti minimi garantiti. Come di consueto, per gli scioperi di 24 ore, il servizio tranviario automobilistico urbano e extraurbano è garantito nelle fasce orarie dalle 6 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29. Gli orari esposti si riferiscono a quelli all'entrata e uscita dei mezzi da deposito. Particolarmente delicata, vista la mobilità speciale su mezzi d'acqua, sarà la situazione in centro storico. Per quanto riguarda il servizio di navigazione, sono confermati per tutta la giornata i consueti servizi minimi di collegamento con le isole e i principali terminal cittadini. Sono inoltre confermate anche per questa giornata 6 coppie di corse di nave traghetto in partenza da Lido San Nicolò e Tronchetto. L'azienda invita gli utenti a consultare gli orari nei propri siti istituzionali. Lo sciopero riguarderà anche gli addetti alla vendita di vera. Nello sciopero sono coinvolti anche i punti vendita Venezia Unica alternativamente all'acquisto nelle biglietterie o presso le agenzie è disponibile la VM Venezia Official App o i rivenditori autorizzati, le macchinette self-service e online su veneziaunica.it.